Oggi prepariamo una salsa di pomodoro al cinghiale e utilizzeremo per realizzarla la nostra pentola elettrica Olla. Partiamo subito con gli aromi e quindi ci serviranno 2 fogliolini di alloro, un mezzo spicchio d'aglio, questo non è uno spicchio completo, è un mezzo spicchio, e un quarto di cipolla. Quindi cominciamo a tritare questi due e mettiamo nella olla. Ecco qui la nostra carne di cinghiale, come vedete è ancora un po' surgelata, sono diversi tagli, per diciamo saranno un 600 grammi di carne all'incirca. Quindi cominciamo subito, la nostra pentola è già accesa, andiamo ad aggiungere l'olio. Diciamo che ci sono andato vicino, dai, sono circa 500 grammi di carne, perché poi c'erano anche le zampe, ma quelle le ho tolte chiaramente, per fare la salsa va bene così. Questo io direi di tagliarlo ancora a pezzetti un po' più piccoli in modo che cuocia più uniforme, e poi ci occupiamo della soffrittura. Facciamo le cose precise, ho aggiunto 77 grammi di olio extravergine di oliva, aggiungiamo quindi il nostro composto per il soffritto. Il soffritto, come vedete, sono 28 grammi, comprese le foglie. Adesso andiamo a tagliare la carne. Allora andiamo adesso sul menu soffriggere. Soffriggere, perfetto, quindi regoli il tempo di cottura. Allora il tempo di cottura io direi facciamo un 5 minuti. Inizia il processo di cottura e sta andando. Poi cominciamo ad aggiungere la carne. Allora, intanto che il nostro soffritto inizia, noi cominciamo a prepararci della salsa, quindi pomodori pelati, andiamo a passarli con un passaverdure oppure con un frullatore a immersione. Vi consiglio il frullatore a immersione, così non buttate via niente. Allora, questo tempo zero sta già soffriggendo, è molto veloce, quindi seguitelo. Allora, cominciamo subito a mettere la carne. E poi una bella rimestata. Così. Dobbiamo farla rosolare per bene. C'è un profumo, ma un profumo. Allora, intanto questo l'abbiamo passato con il frullatore a immersione, poi tutti questi strumenti li trovate in descrizione, se vi interessano. E così secondo me non si butta via niente, molto meglio. cancellato. Ok, allora a questo punto non c'è più, vedete, del sangue, è ben rosolata, quindi aggiungiamo la salsa. Tanto abbiamo cancellato il programma, quindi aggiungiamo la nostra salsa. Considerate che dobbiamo utilizzarla per condire della pasta. Così, diamo una bella rimestata. Ok, e adesso cominciamo con una cottura lenta. Allora, ho visto che molti utilizzano questa pentola coperchiata con la pressione, però secondo me in questo caso è meglio fare una cottura che si avvicini di più possibile a quella tradizionale, perché non vorrei che cucinando la pressione vada a cambiare il sapore della salsa, è una cosa che non mi piace assolutamente. Poi così possiamo regolarci, farla restringere quanto vogliamo, insomma secondo me è meglio così. Bene, quindi andiamo a impostare il menu cottura lenta. Cottura a pressione. Cottura a vapore. Stufato. Fuoco lento. Fuoco lento, direi che va bene questo. Regoli il tempo di cottura. E direi un'ora. Inizia il processo di cottura. Ok, sta andando. Allora, dopo 3 minuti ho tirato su un po' la temperatura a 110 gradi, così lo facciamo sobbollire. Magari poi ci mettiamo un coperchietto adesso per evitare che schizzi, Guardate come sobbolle. Magnifico. Sì, secondo me la scelta giusta è questa, non coperchiatelo troppo, cioè un coperchietto così per evitare di sporcare tutto, sì, ma non a pressione.
Ok, allora l'ho riportato a 90 gradi adesso, era giusto per arrivare subito in temperatura, per fare più in fretta, e adesso li lasciamo fare questa cottura lenta per tutto questo tempo. Poi verifichiamo chiaramente se va bene, intanto scoperchiate, date un'occhiata, date una rimestata, insomma le classiche regole della salsa. Allora, per quanto riguarda il sale, questa è la quantità che metto io, come vedete è pochino, ma lo metto già in cottura perché secondo me la salsa senza un po' di sale cuoce con un odore strano, quindi è una questione di abitudine anche. Non mettetene troppo perché si può sempre aggiustare dopo, però anche troppo salato, meglio sempre ridurre un po' la quantità di sale. Deve essere gustoso sì, ma con un occhio anche alla salute, questo è meglio limitarlo. Andiamo ad aggiungere così, anche qui una bella rimestata. Allora, vedete come sobbolle proprio in modo delicato ed è quello che speravo che facesse. Non avevo mai fatto la cottura lenta così e direi che va proprio bene. Ogni tanto tirate su un po' la temperatura, 110, e li fate fare magari un 5 minuti così a 110 in modo da restringere la salsa, così si restringe ma contemporaneamente fa anche una cottura lenta. E poi vedete un paio di minuti giusto così e poi torniamo a 90 gradi. Poi magari gli ultimi 5 minuti ce li facciamo a 110, scoperchiato, controlliamo e facciamo restringere bene. Bene, siamo arrivati agli ultimi minuti, la salsa è così come vedete. Io direi di farla restringere un pochino adesso, quindi portiamola a 110. 110 gradi. Perfetto. La controlliamo e facciamo restringere appena appena. E poi dovrebbe essere pronto. Ha cotto un'ora, quindi ci sta. Ok, la nostra olla ha terminato, sta ancora sobbollendo chiaramente, però la salsa direi che va bene. Ora chiaramente questo non è una carne in umido, per fare il cinghiale in umido i tempi di cottura dovrebbero essere un po' più lunghi, però qua stiamo realizzando una salsa. Poi comunque questa era tutta polpa, quindi in realtà era abbastanza tenera come carne, sarà assolutamente mangiabile anche così. Niente, quindi andiamo a travasarlo in un altro pentolino e lo prepariamo perché poi ci faremo degli gnocchi sardi, quindi gnocchetti con un buon formaggio di pecora stagionato e poi vi faccio vedere il risultato finale. Eccola qui travasata in un tegamino e guardate che spettacolo. Bene, ora vi faccio vedere il risultato finale. Ed ecco il risultato finale. I nostri gnocchetti sardi con una generosa dose di salsa al cinghiale, dei pezzi di carne serviti insieme, del pecorino stagionato molto molto saporito e questo è il risultato. Ditemi che ne pensate e buon appetito!